E allora adesso andiamo alle 2 SC 2000 cm3, abbiamo un premio solo ed è Fabio Emanuele che ritira per la gioia dei nostri risultati, proprio Fabio Emanuele che si merita assolutamente questo risultato. E 2 Silhouette 1100, andiamo nella zona calda, terza piazza per Salvatore Venanzio con la Radical SR4. Gara tribolata per lui. Siamo via. Secondo classificato Fabio Emanuele della Campobasso Corsa con l'Eugenio Rapida. E vince per pochissimi centesimi di secondo, e direi forse qualche un po' di più, Andrea Grammatico con la Radical SR4M di la Winners. Facciamo. Ecco qua, non mi manca M1. Sì, in mezzo con il vice sindaco, l'organizzatore, che manca uno, ma ovviamente è assente. Ed ecco, questo è il podio del 7° slalom dei Colli Ugari Tagli Ester, classifica assoluta.